Lei è Lea, ha 29 anni, viene da Trapani ed è in cerca dell'uomo giusto, dell'anima gemella che purtroppo fino ad oggi, nonostante sia una bella ragazza, non ha potuto incontrare. Ciao Lea. Ciao Alberto. Da quanto tempo è che sei single? Io da quasi un anno. Da quasi un anno. Ti sei lasciata nella tua ultima storia d'amore? Sì, sì. Come mai? Incompatibilità di carattere? Diciamo che nel mio generale sentimentale ci sono troppi papparacqua. Purtroppo. E purtroppo Nella la vita... esatto, bisogna sempre fare esperienze. Eh sì, infatti. Ma speriamo Per che questa rendere più volta... forte l'animo, purtroppo è così. Speriamo che questa volta sarò più fortunata. Ma penso di sì, sei più matura, più grandicella, Certo, sì. Sai guardare meglio chi si presenta e quindi automaticamente. Vabbè, parliamo di quest'uomo che andiamo cercando, parliamo dell'età. Tu hai 29 anni, quindi base di partenza per andare a finire. Ma dai 29 come me fino a 38-39 lì. 29-39. Sì. Preferenze di città? Ma no. No, da qualsiasi parte, tanto ormai con internet, Appunto. Facebook, telefonini, perciò da qualsiasi parte. Sì, sì. Va bene, preferenze aspetto fisico? Ma diciamo che non deve essere né magro né grosso, cioè Normale. normale. Poi come capelli e occhi è uguale, cioè nel Esatto. senso non ho preferenze. L'importante è che è ti piaccia all'impatto. Questo sì, e l'importante è anche che è maturo comunque. Esatto. Che cos'è che ti attrae di un uomo? Ma come fisico, Come caratterialmente, cioè per colpirti, per catturarti. allora per catturarmi bisogna, come posso dire, La dolcezza magari? sì anche. Va bene, Lea, parlaci un po' di te. Allora io attualmente sono disoccupata. Non è una novità di queste Tutte tempi. crisi abbiamo. E niente, poi faccio musica, sono in una banda, una bellissima banda. So che suoni il flauto. Sono vari strumenti. Vari strumenti, tra cui il flauto. No, il sassofono. Ah, il sassofono. E stavolta sono aumentata di grado con il sì. trombone. Trombone, bello trombone. Bellissimo. Sì. E niente, mio hobby, diciamo, a parte la musica, è fare sport pure, andare a correre in bicicletta e poi uscire con Sì. gli amici ogni tanto, essere nei posti tranquilli. Esatto. Hai la piccola comitiva magari? Sì, sì. Perfetto. E niente, una vita normale come tutti. Sì. Ti piace goderti la vita naturalmente? Sì, questo sì, anche, godermi la vita nella maniera più giusta ovviamente. Certo. E questo. Vuoi dire? Tu credi all'amore, sì. Io, diciamo, ci credo sì all'amore. Anche se è difficile, però nonostante sia difficile c'è sempre l'amore. Esiste Esiste, però bisogna appunto avere esatto. la fortuna di trovarlo. di trovarlo. Meno male che ci siamo noi. Meno male. L'amore siciliano. Ci tendiamo, almeno, Certo. è sempre una speranza. Va bene, il tuo sogno nel cassetto, il desiderio più grande? Quello di trovarmi un lavoro e di stare bene. Va bene. Poi, ovviamente, di farmi una famiglia un giorno. Certo. Va bene. La macchina ce l'hai? No. La macchina no. Sei a piedi. La patente ce l'hai però. No, non neanche. Il motorino? No, Neanche. io cammino con la bicicletta. Perfetto, ti mantieni in forma, dai. Anzi. D'altronde se trovi il ragazzo giusto, l'uomo giusto, penso che avrà la macchina e quindi problemi di spostarti Va bene. non ne avrà. Va bene. Ok. Amici telespettatori, corteggiatori di Lea. Lea è qui, una bella ragazza, 29 anni, viene da Trapani e sta cercando l'uomo giusto, l'uomo ideale, che possa instaurare un rapporto serio, soprattutto per tutta la vita con Lea. Per tutti quelli di voi che la volessero conoscere personalmente non possono fare altro che... Come ti possono contattare Lea? Tramite Facebook. Tramite Facebook, tramite l'indirizzo Facebook che trovate sotto nella descrizione del video. Cliccate lì sotto e automaticamente vi collegherete con Lea. Lasciate un messaggio e Lea naturalmente vi darà risposta. Dico bene? Sì, sì. Lea, in questo momento ci sono questi corteggiatori, questi uomini che stanno decidendo se andarsi a collegare oppure no. Lancia un messaggio verso di loro guardando la telecamera, vai. Cari uomini, andatevi subito a collegare e non ve ne pentirete. Un bacio e ci sentiamo presto. Beh, bellissimo messaggio, era corto però bello deciso. Infatti. Per cui amici, fatevi sentire. Per i cuori solitari Alberto vi saluta e naturalmente vi saluta Lea. Ciao ciao.